L'aglio di Resia è un presidio slow food. Viene utilizzato tutta la parte del fiore, dall'aglio che si raccoglie ad agosto, normalmente nella luna vecchia, e gli scapi d'aglio con i quali possono essere fatti moltissimi prodotti, alcuni dei quali sono slow food e qui li possiamo vedere. C'è la crema degli scapi d'aglio e poi ci sono anche i pezzetti interi degli scapi tagliati a pezzettini così, che vengono lavorati in agrodolce. E qui abbiamo i pezzetti interi che possono essere anch'essi utilizzati come la crema. La raccolta degli scapi d'aglio viene fatta manualmente. Negli ultimi anni, a causa del clima sempre più caldo, viene anticipata rispetto al passato. Il periodo normalmente è verso la prima decina, verso il 10-15 di giugno. Questi sono circa 200 grammi di aglio tagliati a pezzettini che ci serviranno per la ricetta delle crespelle. È necessario far cuocere gli scapi d'aglio di Resia per circa 20 minuti nella pentola a pressione, aggiungendoci un po' di acqua. Dobbiamo far soffriggere un po' di cipolla e il prosciutto cotto insieme ad un po' di burro ed un po' di olio. Io utilizzo dell'olio extravergine d'oliva. Se siete così bravi da tagliarla fine fine va bene, altrimenti il tutto si mescolerà nell'impasto. A me piace un pochettino più dolce e aggiungo un po' di cipolla, questo va a piacere. Mentre la cipolla si sta leggermente rosolando, io taglierò il prosciutto a listarelle, grossolanamente. Potete utilizzare dell'acqua di cottura degli scapi d'aglio di Resia e metterla insieme alla cipolla, così invece di rosolarla, per coloro che la volessero un po' cuocere, la potete cuocere con un pochettino di acqua di cottura. Una volta che la cipolla si è cotta o si è rosolata, aggiungiamo il nostro prosciutto. E anch'esso verrà un po' soffritto vicino alla cipolla, al burro e all'olio. Arrivati più o meno a questo punto, si aggiungeranno gli scapi d'aglio di Resia precedentemente bolliti. È necessario che il tutto venga ben amalgamato e lasciato cuocere ancora per un po', per qualche minuto. Gli scapi andranno ben schiacciati. Come vedete, gli scapi d'aglio si sono trasformati ed è diventata una cremina, ed è per questo motivo che voi potete benissimo utilizzare la crema degli scapi d'aglio di Resia. Per la preparazione delle omelette potete utilizzare una ricetta classica. Io utilizzo circa 2 uova per 100 g di farina, 250 ml di latte, un po' di sale, e al posto del burro io utilizzo l'olio, perché così ne metterò la prima volta un po' nella padella, ma metterò l'olio un pochettino anche nell'impasto per fare in modo che le volte successive che vengono fatte le omelette non sia necessario aggiungere l'olio nella padella. Per 1 litro di besciamella io utilizzo la ricetta della mia mamma, quindi 1 litro di latte, 7 cucchiai rasi di farina 00, un po' di sale. Una volta messo sul fuoco il litro di latte, ci aggiungo subito i 7 cucchiai rasi di farina 00. Lasciamo bollire un paio di minuti, poi spegniamo e io per abitudine mescolo un po' di formaggio fresco direttamente nella besciamella, la quantità che desiderate voi. Aggiungo un po' anche di formaggio stagionato, può essere un grana, un parmigiano, oppure molto buoni sono anche i nostri formaggi di malga molto vecchi. Quando il tutto si è ben amalgamato ed i formaggi si sono fusi, la besciamella la aggiungo nell'impasto del prosciutto e degli scapi d'aglio. Amalgamiamo bene il tutto.
procedo al riempimento della nostra crespella con l'impasto precedentemente fatto. Aggiungo del formaggio stagionato e sopra il burro. Le crespelle con gli scappi d'aglio di Resia sono pronte.